10ª giornata di andata della Serie C femminile, penultima partita del 2011. Il Real Bardolino capolista ospita il fanalino di coda Fimark, fin qui solo sconfitte per la formazione ospite in maglia gialla, con ben 68 gol subiti. Diventeranno addirittura 82 al termine di questa partita, dominata sin dai primi secondi dal Real Bardolino, che scende in campo senza Ecker e Mascanzoni, out ai box per infortunio. Ci sono Sartori tra i pali, poi Bianchini, Pompele, Boccagni, Leonesi, Bulgarini, Rizzi, l'esordio di Martina Zocca, poi Dalri, Campostrini e Muco. Allenatrice ovviamente Marina Pellizzer, le avversarie con Parro, Calabresi, Martini, Lazzaro, Breccia, Carlan, Leone, Rappo, Morbin, Caruso e Longo. Il mister è Marino Frigo, dirige la partita tedesco della sezione di Legnago. Subito Real Bardolino in vantaggio, 5 minuti, Zocca in becca Dalri davanti al portiere, a Giorgia Parro. Primo pallone in fondo al sacco per le avversarie, quinto minuto di gioco, 1-0 per il Real. Insiste sull'acceleratore, comunque solo 2 minuti, Dalri fa subito doppietta, è il gol del 2-0 di testa. Va avanti l'azione del Real Bardolino, si passa al 3-0, passano qualche minuto a dir la verità, la mezz'ora. Pompele con questo bel destro da fuori, buca per la terza volta la porta di Giorgia Parro, pronostico rispettato in pieno, ma il Real Bardolino è scatenato e lo dimostra subito. Cambio di campo di Martina Zocca, imbeccata per Rizzi che resiste ad un rimpallo, la favorisce, colpo di punta e niente da fare per Parro, 4-0. Passano 8 minuti, si va al 41esimo, parte finale di primo tempo assolutamente straordinaria per il Real Bardolino, che qui trova il gol del 5-0 con la combinazione Dalri, Muco, Tomasi. C'è quindi gloria anche per la giocatrice in maglia numero 13 e non sarà l'unica marcatura segnata dalla giocatrice ora inquadrata. Solo 2 minuti passano, 43esimo, azione da calcio d'angolo. C'è questa giocata di Campostrini sulla destra, il cross sul primo palo, sbuca bomber Dalri, correzione volante con il destro, rischiando anche qualcosina sull'arrivo della diretta avversaria. Si festeggia comunque, chiusura del set, siamo al 43esimo, arriva addirittura il 7-0 prima dell'intervallo. Gran palla dentro di Muco, Tomasi controlla, è fredda Giorgia Parro, si va alla ripresa, passano solo 2 minuti, c'è gloria per Alessia Dal Cappello, giovanissima, il suo piatto destro a fil di palo, Parro non può assolutamente nulla, comodo l'8-0 per la Dal Cappello. Si va al 13esimo con le immagini, c'è Zocca che prova la fortuna dalla grande distanza, non trattiene Parro, si fionda Tomasi e realizza così la sua tripletta. Si arriva quindi al gol del 10-0 al 18esimo, Dalri imbeccata da Zocca in veste di assist girl. Pallone molto bello con pallonetto di testa, niente da fare per Parro. L'11-0 arriva al 22esimo, c'è questa bella azione con Dal Cappello che smista per Tomasi, corridoio comodo. Si aspetta forse la palla di ritorno Dal Cappello, Tomasi non ci pensa nemmeno e scaraventa in rete l'11-0. Tocca anche a Martina Zocca iscriversi al tabellino dei marcatori con questo bel tiro a girare, 12-0 e siamo a cavallo della mezz'ora del secondo tempo. L'incubo non ha fine per il Fimark, perché qui c'è Martina Zocca per Dalri che se ne va via molto bene a una giocatrice avversaria e di sinistro va a freddare Giorgia Parro, 13-0. In chiusura di gara, 42esimo, c'è questo tocco di Dalri, il rinvio lungo del portiere Giorgia Parro e con grande coordinazione la rete di Martina Zocca, doppietta personale per lei, che ha sfornato comunque anche 4 assist, finisce addirittura 14-0 per il Real Bardolino. Ora l'ultima avversaria del 2011 sarà il Due Monti.